Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Si chiama Exit, la rassegna promossa a Cosenza dalla società Piano B, buona musica ma anche valorizzazione delle bellezze culturali della città. Sentiamo. Erika Liuzzi, legale rappresentante di Piano B, la società che ha promosso, organizzato, ideato questa rassegna Exit, diciamo in corso di svolgimento a Cosenza al Castello Svevo, primo appuntamento andato alla grande ma si prosegue. Sì, si prosegue, la rassegna nasce quest'anno, è appunto la prima edizione e vuole valorizzare i luoghi belli, quindi i beni culturali, partendo proprio dalla città di Cosenza e quindi dal Castello Svevo, offrendo al pubblico delle occasioni di buona musica. Primo appuntamento è andato molto bene, non si ha memoria storica di un evento musicale organizzato sulla torre ottagonale del Castello Normanno Svevo che ha appunto visto protagonista Paolo Zanarella, il pianista conosciuto in tutto il mondo, ne hanno parlato di lui Al Jazeera, la BBC come il pianista fuori posto. Continueremo con il prossimo appuntamento il 4 luglio con l'estro, l'eleganza e la professionalità di una pianista che è Rita Marcotulli. Il concerto si svolgerà nel giardino sempre del Castello Svevo. Appuntamento successivo il 13 luglio. Exit si apre al sociale grazie alla collaborazione con l'associazione Gli Altri Siamo Noi. Protagonista sarà Flo in un concerto in quartetto per poi terminare per questa fase estiva il 15 settembre con Stefano Bollani. Il suo non sarà un concerto di pianoforte, ma bensì sarà un omaggio all'arte dell'improvvisazione, quindi un bellissimo momento di interazione e coinvolgimento con il pubblico.